Buon pomeriggio e bentornati al 57° concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. La manifestazione è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto e realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso, il contributo di Feniarco, ASAC, sezione Coro ANA di Vittorio Veneto. Un ringraziamento speciale va alla Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, che anche quest'anno ha sostenuto il concorso di Vittorio Veneto, e allo sponsor Prosecco Doc Italian Genio, consorzio di tutela della denominazione di origine controllata, per aver reso possibile la realizzazione di questa manifestazione. Ringrazio tutti i presenti in sala, in particolar modo il coordinatore artistico maestro Carlo Berlese, la giuria del concorso composta dal maestro Pierluigi Comparin, il maestro Marco Berrini, il maestro Sandro Filippi, il maestro Elena Sartori e il maestro Paolo Zaltron. Passiamo ora alla categoria in gara, la B. Polifonia profana originale d'autore. Il primo coro ad esibirsi sarà Juvenes Armonie di Sedigliano, direttore Eleonora Petri, al pianoforte Ferdinando Mussutto. Presentano un programma dal titolo Mondi Fantastici. Buon ascolto.
Ascolteremo ora il secondo coro in gara per questa categoria, gruppo vocale Garda Trentino di Riva del Garda. Direttore Enrico Miaroma, al pianoforte Paolo Orlandi. Presentano un programma dal titolo Percorsi compositori contemporanei. Buon ascolto.
Procediamo ora con il terzo coro in gara per questa categoria, il coro Vox Viva di Torino. Direttore Dario Piumatti, presentano un programma dal titolo L'arte del distacco tra dii e ricordi. Buon ascolto.
E con questo arriviamo all'ultimo coro in gara per questa categoria. Coro Il Calicanto da Salerno, diretto da Silvana Noschese. Presentano un programma dal titolo Il volo di un canto che ispira. Buon ascolto. Seguiremo il secondo brano, Mezzo tono sotto.
Questo era l'ultimo coro per questa categoria in gara, ora la giuria si ritira per deliberare e noi ci vediamo qui per l'annunciazione della classifica e poi per la categoria successiva alle ore 17. Grazie.